Io mi chiamo Francesca, come sapete, ho 28 anni e l'idea, insomma, oggi condurrò un po' la presentazione della lista in linea con quella che è un po' l'idea del nostro gruppo, di cercare di favorire il più possibile la partecipazione politica dei giovani all'interno della vita politica di Sedilo. Io sono figlia di quello che secondo me è stato un progetto fruttuoso dell'amministrazione precedente, dell'amministrazione Cocco, la consulta giovanile, che è nata nel 2010. Questo, diciamo che ad oggi, un momento in cui manca la connessione tra i cittadini e le istituzioni, che prima probabilmente questo ruolo era assunto dai partiti politici, la consulta può essere uno dei metodi che, diciamo, si sostituiscono a quello che facevano in passato i partiti. Ovviamente ci possono essere altri metodi. Un obiettivo che ci poniamo per i prossimi 5 anni eventualmente è quello appunto di indagarli questi metodi e di cercare di applicarli per riporre la fiducia nelle mani dei nostri ragazzi. Per noi quello fu un momento interessante perché appunto, come ho detto, avevamo la parola e scoprivamo di essere non un'isola nell'isola, nel paese un po' lontano da tutto, ma in realtà una parte di mondo che poteva facilmente comunicare con le altre. Quindi era interessante anche ospitare delle persone che ci parlavano di esperienze letterarie, esperienze musicali e ci facevano conoscere dei modi di vita che altrimenti erano un po' lontani dal nostro. In realtà penso di condividere la partecipazione all'associazionismo a Sedilo con molti degli altri candidati alla lista Prospettiva Comune, visto che insomma molti delle persone della nostra squadra si impegnano per il paese. Quindi se oggi sono qui a poter dire che mi interessa potermi prendere cura del mio paese per i prossimi 5 anni, è sicuramente anche grazie alla consulta giovanile. A questo punto vorrei iniziare a introdurvi le persone del gruppo. Passo la parola a Pietro Faria, che ci illustra un altro dei principi in cui il nostro gruppo crede fermamente, ovvero la trasparenza e la legalità. Pietro è stato segretario comunale per 37 anni, è da poco in pensione ed è quindi un esperto di diritto amministrativo. Pietro, ci vuoi parlare del principio di legalità, del principio di amministrazione trasparente? Certo, buonasera a tutti. Scusate anche nel mio trascorso di segretario comunale il ruolo del segretario è cambiato moltissimo, da semplice assistente alle riunioni di giunta e di consiglio, e con l'andare del tempo, in particolare dal 2013, è stato nominato anche responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione. A questo proposito devo dire che nei miei comuni ho fatto il massimo per rendere legali tutti gli atti sia della giunta che del consiglio che anche dei dipendenti. Quello che mi preme sottolineare in questa occasione è quello che daremo il massimo per la trasparenza e la partecipazione della gente. Nel caso noi dovessimo vincere, coinvolgeremo sia gli elettori sia i candidati, e quindi il sindaco affiderà gli incarichi a tutti i componenti, oltre alla giunta anche ai consiglieri che seguiranno ognuno i vari settori. Sicuramente ci saranno incontri anche con la popolazione nel caso si dovessero adottare decisioni importanti per il paese, penso al PUC o alla informatrice. La trasparenza in che cosa consiste? La trasparenza consiste nel rendere pubblico e noto ai cittadini quello che fa l'amministrazione. Nei siti dei comuni e di tutte le amministrazioni pubbliche esiste un settore denominato amministrazione appunto trasparente, laddove devono essere inserite tutte queste informazioni di carattere generale su quello che fa, su quello che sugli atti, sulle concessioni, su ordinanze eccetera.
io adesso non vorrei criticare il sito del Comune di Sedilo, ma è una cosa abbastanza comune anche da altri siti, non è completamente trasparente, nel senso uno deve andare a cercare determinate cose all'interno del sito e molte cose non ci sono. Noi cercheremo di coinvolgere tutti i responsabili di servizio affinché tutte le voci dell'amministrazione trasparente siano popolate, siano ricche di tutto quello che il Comune fa. Poi cosa potrei dire? Sull'amministrazione trasparente vuol dire anche partecipazione. Partecipazione vuol dire che ogni cittadino ha il potere, dovere di far inserire nel sito, nell'ambito dell'amministrazione trasparente, determinate notizie che non ci sono. Questo forse sicuramente i cittadini non lo sanno, perché più che altro una cosa sembra che sia detta a voi, ma è per tutti. E quindi assicuriamo la massima trasparenza e partecipazione della popolazione. Saremo sempre disponibili, il sindaco ci ha garantito la sua presenza, se non quotidiana, quasi quotidiana in comune. Io col mio tempo libero potrò recarmi in comune tutti i giorni, ci saranno orari per il pubblico in cui la gente potrà sollevare problemi, dare consigli, critiche nell'interesse generale della popolazione. Questa è una cosa che ci siamo promessi e faremo. Bene Pietro, mi hai detto che sei originario di Guasila, io non lo sapevo prima di farti l'intervista. Insomma, arrivando a Sedilo mi hai raccontato che comunque una delle prime esperienze positive nella tua vita è stato partecipare all'associazione LOI. Inoltre sei un grande appassionato di archiviazione di materiale audiovisivo e mi sembra molto importante per il paese, per la memoria storica del paese. Sì, ecco, ci vuoi parlare di questa esperienza nell'associazione LOI? Certo, nell'associazione LOI io sono stato presidente nel 2001 e nel 2002, poi una dozzina d'anni segretario. E abbiamo fatto alcune manifestazioni annuali tipo Silvio Truffi, la pubblicazione della rivista Logos o delle conferenze di incontri d'autunno, di cui ho le riprese filmate dal 2001 fino alle ultime che si sono svolte. Le ho pubblicate nel sito dell'associazione ilogoisedilo.org e lo curo diciamo quotidianamente quando ci sono notizie da dare. A questo proposito vorrei inserire anche in questa breve presentazione anche quello che abbiamo intenzione di fare per l'archeologia. Noi abbiamo la presenza di alcuni siti nuragici e archeologici di notevole importanza. Parlo di Loi, dove sono iniziati gli scavi almeno una trentina d'anni fa, e c'è ancora molto da fare, ma i Loi e i nuraghi, i Loi sono le tombe dei giganti, i Loi sono anche le Domus Deianas dei Spilunkas, non solo i Loi, ma c'è anche il nuraghe, il Tarasai, che ha bisogno di essere messo a norma, nel senso che è pericoloso attualmente, e la fontana di Puntanartu, senza trascurare tutti gli innumerevoli nuraghi che ci sono nel territorio di Sedilo. In più cosa c'è? C'è anche un museo che non è ancora un museo. Questo museo dovrà essere fatto diventare museo in modo che possa essere visitato almeno 2 giorni a settimana. Io pensavo il sabato e la domenica per iniziare, e su prenotazione anche da parte delle scolaresche. Questo sarà un riflesso anche economico per gli operatori economici artigiani di Sedilo, se ben pubblicizzato logicamente, e coinvolti nel progetto. Bene, grazie. Prego. Abbiamo parlato appunto di amministrazione trasparente, è un concetto che va a braccetto, diciamo, che ben si sposa con l'amministrazione trasparente e la burocrazia semplice. Quindi chiederei a Emanuela, che è una consulente del lavoro, di parlarci di questo concetto e di spiegare perché è importante che rimanga un punto fermo nell'amministrazione comunale, perché sappiamo che la burocrazia dovrebbe servire ad aiutare i cittadini e non a ostacolarli nei loro obiettivi, nella loro quotidianità.
la burocrazia non è semplice, ma si cerca di semplificarla il più possibile. Un'amministrazione comunale ha gli strumenti per farlo, con questo mi collego alla trasparenza, appunto dando la possibilità a tutti i cittadini sia di venire a conoscenza di tutti i progetti, bandi, attività, normative che la legge a livello regionale, a livello nazionale e addirittura a livello europeo mettono a disposizione e di aiutarli a poter partecipare all'attività. La trasparenza e la semplificazione della burocrazia non partono solo dal tagliare attività che l'amministrazione comunale dovrebbe fare nelle proprie procedure, ma mettendo a disposizione del cittadino tutte le informazioni necessarie, il personale tecnico che ha conoscenza di queste informazioni e che riesce a trasmetterle al cittadino nel modo più semplice possibile. Spesso nelle amministrazioni comunali manca il passaggio dell'informazione tra l'ente e il cittadino, e quindi difficilmente si viene a conoscenza di tutte le opportunità che comunque la normativa mette a disposizione, a partire dalle risorse per i disabili, per le nuove attività, per le situazioni socialmente e economicamente in difficoltà, ma anche per i giovani e per i bambini. A livello regionale e nazionale ci sono tantissime normative che danno la possibilità a tutte le categorie di accedere a finanziamenti, progetti, attività interne al comune ma anche esternamente, e questa mancanza di conoscenza da parte del cittadino spesso e volentieri fa perdere delle occasioni. La trasparenza applicata nei comuni dà questa possibilità ai cittadini. Soprattutto non solo ai disabili, che è un settore che nei paesi è spesso il più colpito, perché non si ha conoscenza di tutte le leggi che ci sono a disposizione, soprattutto a livello regionale, che danno un supporto e una mano a questa categoria, ma anche per i giovani nella creazione di nuove attività. Appunto importante è l'Informa Giovani, ad esempio, che aiuta i giovani nel loro orientamento, sia per proseguire in un percorso di studio, sia per proseguire in attività economiche, sfruttando tutte le risorse interne del paese. Come Sedilo ci sono tantissime attività a livello agropastorale, artigianale, commerciale, turistiche, che andrebbero sviluppate e valorizzate anche attraverso la formazione dei giovani, che spesso manca. Quindi un'amministrazione comunale dovrebbe essere in grado di fornire questi strumenti. Tutti avranno sentito le grosse somme di denaro destinate ai comuni, sono veramente tante, ma che a monte richiedono allo stesso comune delle capacità tecniche e qualitative che altrimenti andrebbero a far perdere queste opportunità a livello di creazione di nuove opportunità economiche per i giovani e anche di risanamento non solo a livello sociale, ma anche delle strutture, infrastrutture del comuni stessi. Bene, dovete sapere che so che sei giudice di gare equestre, giusto? Ci racconti un po' di questa passione che porti avanti? Sì, sono giudice di salto ostacoli FISE perché mi piacciono i cavalli, sono nata in mezzo ai cavalli. Mi piace anche partecipare attivamente al circuito allevatoriale, quindi seguo attivamente tutto ciò che riguarda l'allevamento dei cavalli, sia di Sedilo, Sant'Ursurgio del circondario. Devo sottolineare che ad esempio a Sedilo c'è una cultura allevatoriale abbastanza forte e radicata. Alcuni cavalli allevati e nati a Sedilo sono arrivati tra i primi posti giusto l'anno scorso alle rassegne del circuito allevatoriale di 2-3 anni. Si sono qualificati nelle prime posizioni anche alla finale nazionale di Verona. Quindi è un hobby lavoro.
Bene, quindi come molti di voi sapranno, il nostro gruppo nasce, del nostro gruppo fanno parte anche 2 membri dell'opposizione, che attualmente appunto fanno parte dell'opposizione, della minoranza. Quindi vorrei iniziare da Sara e chiederle cosa ha significato per te l'esperienza in minoranza, perché penso che prima di tutto fare parte di un consiglio comunale sia insomma una formazione personale importante. Tu sei capogruppo di minoranza, quindi raccontaci un po' di questa esperienza e inoltre quali sono le tue ambizioni per questi 5 anni a partire dall'esperienza in opposizione. Si sente? Allora, come ha detto Francesca, io per 5 anni ho ricoperto il ruolo di capogruppo di minoranza con la lista Progresso Sedilo. Sicuramente è un'esperienza che mi ha aiutato a crescere. Io comunque quando mi sono candidata con il gruppo Progresso Sedilo ero completamente estranea alla vita politica sedilese. Di fatto magari mi interessavo alle questioni comunali quando mi riguardavano personalmente. Reduce dagli anni di studi di giurisprudenza, la scuola di magistratura, dall'abilitazione per le professioni legali, ho deciso, visto che avevo comunque conseguito questi traguardi, di arricchire ancora la mia esperienza culturale e ho deciso di candidarmi anche con il gruppo di Umberto. Devo riconoscere che all'inizio è stato un po' traumatico, perché quando uno si ritrova scaraventato nei banchi dell'opposizione con un ruolo attivo di capogruppo di minoranza, perché a volte accade che vengono riconosciuti a dei giovani dei ruoli di assessore, di capogruppo, ma anche di vice sindaco, ma sono ruoli solo formali. Ecco, io l'ho svolto attivamente e per questo devo ringraziare il gruppo di Progresso Sedilo, perché mi ha aiutato anche anzi mi ha costretto a dover studiare bene gli atti prima di presentarmi in consiglio e poi c'è stato anche un altro aspetto che sicuramente non è di minor rilievo, l'apertura mentale del gruppo di Progresso Sedilo nel formare un giovane senza però andare a imporre una loro ideologia. Loro mi hanno affiancato, mi hanno insegnato come si svolgeva l'attività di capogruppo della minoranza e quindi il ruolo in opposizione, ma non hanno mai cercato di impormi un loro pensiero. Ovviamente poi quando ci sono magari dei principi che sono condivisi da un gruppo politico, il pensiero corre nella stessa direzione, quindi io avevo dei valori condivisi, ma dei valori che avevo anche che mi erano stati insegnati all'interno delle mura domestiche, sebbene mia madre fosse candidata con un altro gruppo che poi era quello di appartenenza di Gianni, ed erano dei valori che ho ritrovato anche in Progresso Sedilo, valori che comunque il comune non è una proprietà privata, è un qualcosa di tutti, che non appartiene al sindaco, non può farne quello che vuole, che un servizio che viene erogato alla collettività è un servizio non concesso, ma è un risultato di un'amministrazione buona, non deve passare come un riconoscimento di un signore verso i vassalli. Anche i principi che non bisogna creare fratture all'interno della comunità, ma bisogna fare il possibile affinché queste fratture vengano ridotte e si mantenga anche il ruolo della comunità, perché nel momento in cui noi siamo un piccolo paesino, perdiamo questo valore, perdiamo tutto. Quindi ovviamente ci sono anche altri valori che ho acquisito in questi 5 anni, ho anche preso un po' di consapevolezza su quelli che sono i limiti di un'amministrazione, perché c'è una politica territoriale che dal 2009 va verso una direzione di federalismo proprio locale, però spoglia al tempo stesso le amministrazioni locali di risorse economiche, perché lascia poche briciole e pretende magari dei servizi che di fatto con quei denari non si riescono a erogare. Quindi
bisogna anche capire effettivamente quali sono i limiti della territorialità, della programmazione territoriale, delle difficoltà anche di dover partecipare con altri comuni per accedere ad alcuni servizi e a volte anche della politica egoistica che viene fatta a livello territoriale. Ogni comune va, cerca di acquisire delle risorse non da utilizzare per quell'unione magari dei comuni, ma da utilizzare per il proprio orticello, ecco. Queste sono delle cose che all'inizio non percepivo effettivamente, però con questi 5 anni di esperienza ho potuto comprendere. Prospettive per il futuro, per questi 5 anni futuri? Beh, sicuramente amministrare, se ci darete la possibilità, e poi quella di amministrare bene. Ovviamente non vi possiamo promettere che amministreremo in modo impeccabile, perché è anche presuntuoso dire che si faranno le cose perfette e si accontenterà tutta la popolazione, non è così. Cercheremo però di seguire questi valori e quindi di portare avanti la nostra idea di politica, che è una politica corretta, che cerca di eliminare le disuguaglianze. Io d'altronde ho anche un'altra possibilità che mi dà la mia esperienza lavorativa, è quella di conoscere i problemi della comunità al di fuori degli uffici comunali, perché molti magari non vanno a bussare la porta di un ufficio per chiedere un servizio, magari anche per una questione di dignità personale, oppure perché magari quel servizio non è erogato dal comune, semplicemente c'è un forte bisogno, una forte esigenza che viene avvertita dalla comunità, ma che magari non è conosciuta dall'amministrazione. Quindi questa consapevolezza che questi 6 anni di esperienza anche lavorativa mi ha dato, io la porterò anche nei banchi amministrativi. Grazie. Bene, allora passiamo la parola al tuo collega di opposizione, Salvatore Allevatore, come sapete, Cavaliere dell'Ardia e già presidente dell'Associazione Santo Antino nel 2011. Come ce la descrivi questa esperienza in minoranza? L'esperienza in minoranza è stata un'esperienza positiva, ho incontrato un gruppo di persone fantastiche che mi hanno insegnato tantissime cose. Poi posso dire che dell'esperienza di minoranza, posso dire che non è andata come pensavo che dovesse andare, perché anche non è che lo voglio dire, devo fare una frecciatina, però anche la maggioranza non è che ci abbia coinvolto tantissimi, io mi aspettavo un coinvolgimento maggiore, però tutto sommato siamo andati, è stata buona, diciamo. Poi mi ha aiutato a maturare politicamente, e visto che un pochettino ero appassionato io di politiche locali, di politiche anche nazionali, mi ha invogliato anche a ricandidarmi, poi individuando anche la persona di Gianni, che è una persona validissima, quindi come ho saputo che era lui il nostro futuro candidato, mi ha dato una spinta maggiore per uscire in questa impresa. Abbiamo detto Cavaliere e associazione presidente dell'associazione nel 2011. Sono stato cavaliere da quando ho dell'età di 14 anni, ho fatto diverse ardie. Poi nel 2010 c'è stato quello che ricorderete tutti, il famoso sciopero dei cavalieri, che non abbiamo fatto una bella figura, penso, perché è stata accompagnata la bandiera di San Costantino con poco meno di 30 cavalieri. E quindi allora mi sono detto io, come mai siamo arrivati a tanto? E allora ho detto, voglio toccare con mano cosa c'è realmente di cose impossibili, perché dicevano che c'erano cose impossibili da attuare, che ce la stavano portando via di mano. Ho detto, ma mi sembrano cose assurde. Quindi allora ho parlato con chi di dovere, mi sono candidato come presidente dell'associazione, sono stato votato con quasi il 100% dei voti, e quindi ho fatto quell'esperienza. E posso dire che dopo tutta la mia esperienza
posso dire, la conclusione è stata che se c'è una buona amministrazione comunale, una buona associazione con un buon direttivo e delle persone valide che si impegnano, che lavorano attivamente, e con la parrocchia, perché non si può prescindere dalla parrocchia per la festa di San Costantino, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma l'attore principale rimane la Chiesa. E poi comunque non ci sarà nessun impedimento per farla. Secondo me l'Ardia, perché ho sentito anche qualche voce in giro adesso che se vincete voi, cioè noi, l'Ardia finirà. L'Ardia finirà solo il giorno quando non ci sarà un cavaliere che andrà a cavallo. E poi un'altra cosa, voglio dire anche che la festa di San Costantino non è solo l'Ardia, la festa di San Costantino sono tantissime cose. Da un amico che viene di fuori, che lo accogli a braccia aperte, che te lo lascia a casa tantissimi giorni, oppure dalle giostre per i bambini piccoli, dal torrone, ci sono tantissimi fattori che tanto contorno, che accompagnano l'Ardia in sé, e quella è la festa di San Costantino. Questo funziona. Allora, cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre nell'ambito delle priorità della nostra lista e parliamo di scuola. Alla luce di una denatalità sempre più alta e di un tasso di abbandono che ancora resiste elevato, sarà necessario che l'amministrazione torni a essere presente a scuola e fuori da scuola per mettersi all'ascolto dei problemi degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Ma anche in realtà sarebbe fondamentale ovviamente anche mettere in connessione la scuola, quindi le esigenze locali con le istanze locali, con gli uffici politici a livello regionale e nazionale. Quindi passo la parola a Laura e le chiedo, visto che lei è un'insegnante all'Istituto Comprensivo di Ghilarza di Matematica e Scienze, tu che la scuola la vivi da dentro tutti i giorni, quali pensi che saranno le prime sfide che l'amministrazione dovrà affrontare? Come torniamo a conquistare la fiducia in ambito scolastico, essendo presenti, e poi come rimettiamo la scuola al centro della nostra comunità? Sì. Ciao a tutti. Allora, ricollegandomi a quello che diceva Francesca, la scuola è il punto base fondamentale affinché noi possiamo costruire una comunità attiva. Dobbiamo valorizzare i nostri giovani partendo proprio fino alla più tenera età.
Ovviamente lo possiamo fare se i ragazzi vivono in un ambiente non solo un ambiente strutturale e funzionale. Per questo è importante portare a termine il progetto Iscola, che in altri comuni è già stato portato a termine e i ragazzi vivono degli spazi accoglienti dove si può promuovere l'inclusione, dove fanno tantissime attività teatrali di tipo tecnologico, musicale, ed è questo che manca qui. Avere una struttura efficiente che allontani il divario tecnologico e che faccia sì che questa porti ad avere anche una didattica efficiente, perché se io come insegnante sono dentro un ambiente funzionale, sono sicura di promuovere una didattica funzionale per i miei alunni e sono sicura che i miei alunni, quando usciranno dall'istituto comprensivo di Ghilarza e di Sedilo, perché io lo sottolineo sempre, perché si dice sempre istituto comprensivo di Ghilarza, ma abbiamo 3 plessi a Sedilo, l'infanzia, la primaria e la scuola secondaria, che non sono da dimenticare. Per questo è importante mantenere un stretto legame con la dirigenza scolastica, comunicare mensilmente, se necessario settimanalmente, quello che succede, quelli che sono i problemi, perché ce ne sono tanti, lo so perché io vivo e vengo anche qui a Sedilo a vedere un po' come funziona come animatore digitale dell'istituto comprensivo, e mi rendo conto che abbiamo bisogno di fare tanti passi avanti, proprio perché i ragazzi debbano uscire dall'istituto comprensivo di Ghilarza e di Sedilo con le stesse capacità e con le stesse competenze che ha un ragazzo di un paese più grande, ma anche di una città, perché deve essere promosso tutto quello che permette loro di diventare cittadini di questo paese e poter dire: io sono nato e cresciuto in un paese di 2000 abitanti, ma la scuola mi ha dato tanto e mi ha formato e sono quello che sono io adesso e lo porto con me nel mio futuro. Grazie Laura per queste parole. Passerei adesso la parola a Davide Scarpa. Davide è un autotrasportatore e porta alla squadra non solo le conoscenze legate al lavoro che fa attualmente, ma anche una forte esperienza nel settore dell'artigianato e dell'edilizia. All'interno del gruppo è stato in questi mesi fondamentale per la socievolezza e l'allegria che lo caratterizzano, sappiamo che è particolarmente apprezzato a Sedilo per le doti di socialità che dimostra. Davide, quali sono le tematiche che hai a cuore e cosa ti ha spinto a candidarti? Innanzitutto, buonasera, le tematiche che ho a cuore che riguardano il mio lavoro sono la viabilità, che ha bisogno sicuramente di molta sicurezza e anche di manutenzione. Possiamo parlare sia della viabilità urbana, dividendola con le strade, ma anche la viabilità pedonale, che sicuramente ha bisogno, chi va a camminare saprà bene che abbiamo i marciapiedi in circonvallazione che sono ormai devastati. Dovremmo tentare, iniziare da subito sicuramente di abbattere le barriere architettoniche per poterne usufruire tutti nel miglior modo possibile. Poi sicuramente c'è la viabilità rurale, che ha bisogno di sicuramente molta manutenzione ordinaria e straordinaria. E poi un argomento che ho veramente a cuore sarebbe anche il decoro urbano, che diciamo che girando per lavoro nei vari paesi noto delle caratteristiche, diciamo, che sono più o meno di facciata, praticamente sì, che sono importanti, sono molto importanti come immagine da dare, credo, come immagine del paese. Intanto molto conta la pulizia di tutto il paese. Noi tenteremo di lavorare sin da subito
comunque su questo argomento con un po' di innovazione senza tralasciare la tradizione. Bene, ti ringrazio, grazie. Dunque, vorrei scambiare adesso due parole con Damiano. Anche lui ha un'importante esperienza da consigliere comunale, vissuta durante l'amministrazione Petretto tra il 2015 e il 2016. Damiano, sì? Quindi puoi parlarci di questa esperienza, insomma entrare anche in merito della situazione politica. Grazie Francesca, buonasera. Sì, io sono stato consigliere di maggioranza da giugno 2015 a gennaio 2017 con l'amministrazione guidata dal sindaco Alessio Petretto. Nonostante la consigliatura sia finita prima, come voi ben sapete, per i motivi, con le dimissioni del sindaco, ritengo che l'esperienza è stata altamente positiva, perché ho comunque sempre partecipato ai frequenti incontri con sindaco, giunta e gli altri consiglieri, che questi incontri mi hanno permesso di arricchire la mia conoscenza di elementi amministrativi e tecnici che spero di riuscire a condividere in questa nuova avventura. Oggi sono candidato in quanto rappresentante di un gruppo che fa riferimento appunto ad Alessio, del quale ho una profonda stima, con i quali ci siamo riuniti, ci siamo incontrati e confrontati prima di incontrare Gianni e gli altri, condividendo il loro progetto e partecipando attivamente per realizzarlo. Damiano, so che lo sport è una tematica che ti sta particolarmente a cuore, quindi mi vuoi, riassumere, vuoi parlare di quelle che sono secondo te le esigenze a livello sportivo e associazionistico nel Paese e di come l'amministrazione può lavorare per incentivare la partecipazione e il sostegno alle associazioni? Sì, io pratico tutti gli sport sul divano. Lo sport è sinonimo di educazione e di salute. Educazione per i giovani, perché gli insegna a stare in gruppo e a rispettare le regole. Di salute per i meno giovani, perché fa bene al corpo e aiuta a scaricare lo stress di una giornata lavorativa. Il nostro obiettivo è quello di potenziare e migliorare tutte le strutture sportive che abbiamo, dare alla pallavolo un campo degno dove praticare l'attività, intervenire sul secondo campo da tennis, visto i numerosi iscritti di questi ultimi anni, intervenire seriamente sul campo da calcio, che ormai da anni è arrivato al limite della praticabilità, e per fare questo vogliamo farlo confrontandoci con le società, con chi fa sport, perché sono loro che capiscono come e dove intervenire e magari riescono a suggerirci anche qualche dettaglio che fa sempre la differenza. Per questo il 12 giugno vi chiediamo tutto il vostro supporto.
e Alessandro. Alessandro è un commerciante di 29 anni, musicista, con molte passioni fuori dal mondo del lavoro. Quindi ti volevo chiedere qual è il contributo che apporti alla lista prospettiva comune come commerciante, quindi come giovane imprenditore, possiamo dire. Ciao a tutti, innanzitutto musicista, un po' esagerato forse. Comunque ho la fortuna di aver iniziato 4 anni fa un'esperienza con mio padre che mi ha insegnato, diciamo, il lavoro nell'ambito edile e quindi anche a sapermi rapportare con gli artigiani, con molte attività produttive sedilesi. Bisogna dirlo, prima o poi questi bonus finiranno, c'è il 10%, il bonus facciato, tutte queste cose, e anche grazie a questi bonus sono stati degli aumenti delle speculazioni allucinanti a livello di prezzi, un po' dappertutto. Quindi sarà sicuramente una problematica, perché diminuirà la domanda, prima che si abbassino i prezzi, diminuiscano queste speculazioni, saranno dei grossissimi problemi per tutti. Noi come Comune ci impegneremo a informarci su dei bandi, tipo come è stato in Homos Vidas, che hanno aiutato tantissimo partendo dai progetti di ordine pubblico e poi affiancarli a progetti di ordine, cioè, del cittadino privato. Quindi ci informeremo e faremo in modo anche che, come abbiamo detto, i cittadini quando andranno in comune saranno a conoscenza di bandi che magari nessuno conoscerà o meno, perché altrimenti adesso Sedilo sta vivendo un boom economico, edilizio, a livello artigianale, e sarebbe un peccato farcelo sfuggire. Addirittura noto che tantissimi artigiani fanno fatica a trovare manodopera, stanno venendo dai paesi limitrofi, quindi dovremmo impegnarci per non perdere questo successo, perché adesso siamo molto forti in questo ambito. Ecco. Grazie. Hai voluto fare il modesto dicendo che non sei un musicista, però fai parte di un gruppo musicale e partecipi alla scuola civica di musica, insomma hai preso lezioni. Cosa ci dici sull'importanza dell'associazionismo a Sedilo e appunto con particolare riferimento alla scuola civica di musica in base alla tua esperienza? Allora, quest'anno non ho partecipato alla scuola di musica per problemi, vabbè, comunque. Ho partecipato per svariati anni, prima suonando il pianoforte, poi scrivendomi accanto. Secondo me è importantissimo, bisognerebbe potenziarla dando dei posti adatti anche a suonare, a esibirsi, perché obiettivamente in questo momento diciamo che suonare qui non è il massimo, mentre prima secondo me all'asilo era non per forza dover tornare all'asilo, comunque era una sistemazione migliore alla scuola di musica. E promuoverla anche perché, ad esempio, noi faccio parte di un gruppo musicale, ma è un hobby, non è nulla di che, però veniamo per 3/4 dalla scuola di musica, abbiamo partecipato tutti quanti, quindi penso possa dare un apporto culturale e anche di formazione dei giovani, perché è importantissimo, e quindi potenziarla, proseguire e insistere sulla scuola di musica, e oltre a quello anche sullo sport. Io pratico il calcio da tantissimi anni, sottoscrivo tutto quello detto da Damiano prima, aggiungendo alcune cose, naturalmente non dando la colpa alle associazioni sportive perché sono sotto organico, quindi fanno già abbastanza, anzi mi dovrebbe fare un applauso a loro perché sono veramente in gamba tutte quante. Però è assurdo che in un paese di 2000 abitanti dei ragazzini per poter praticare dello sport, qualunque sport, devono spostarsi a Ghilarza, a Borore, perché Borore è un paese che ha gli stessi abitanti di Sedilo, quindi se ce la fanno loro possiamo farcela sicuramente anche noi. Quindi potenziare la scuola di musica, potenziare lo sport, aiutare in ogni modo, magari promuovendo degli incontri mensili o comunque periodici con tutti i presidenti o chi per loro delle società sportive per potenziare e migliorare tutti questi aspetti. Graziella, ti sto guardando, quindi il tuo turno. Voglio spendere appunto anche due parole anche su Graziella, che è una persona che conoscevo da prima di questa esperienza e che secondo me fa politica a Sedilo dal basso, non soltanto con l'associazionismo e col volontariato, ma anche perché si prende cura delle persone, in particolare degli anziani.
Graziella anche a cuore la campagna, è una delle poche donne che partecipano al mondo della campagna a Sedilo, no? Quindi ci vuoi raccontare che cosa ti ha spinto a candidarti e in che cosa vorresti impegnarti per migliorare il paese nei prossimi anni? Quando Gianni mi ha proposto di entrare a far parte di questa lista ero un po' scettica e titubante. In primis ho pensato che non avevo nessuna esperienza in questo tipo di amministrazione. Poi in secondo luogo ho pensato anche che conosco bene il mio paese e quindi so i lati positivi e i lati negativi e posso dare qualcosa. Il mio tipo di lavoro è che lavoro in ospedale e con il tipo di famiglia che ho, avendo una mamma anziana e una figlia adolescente, ritengo che a Sedilo sia carente di tutti i servizi che queste persone, questa tipologia di persone possono avere a Sedilo. E quindi penso che con l'aiuto dell'amministrazione comunale dando in mano alle associazioni che ci sono in paese possono essere di grande aiuto a supportare questo fabbisogno che il paese comunque ha. Mi rendo conto che mancano tantissimi servizi, quindi niente, vi chiedo di supportare tutto il gruppo perché diciamo tutti insieme riusciremo a far crescere il paese. Se c'è una persona che invece non conoscevo prima di questi mesi è Peppino Spada, di cui adesso nutro grande stima. Io sono la candidata più giovane e tu sei il candidato più anziano. Passami la parola perché non è adatta, però dai. Quindi più maturo, ecco. A partire da questo, cioè penso che l'esempio sia un po' emblematico, no? In realtà non ci conoscevamo perché c'è una distanza all'interno del paese in cui noi pensiamo che ci conosciamo tutti tra persone, è vero, però particolarmente tra una distanza generazionale, quindi secondo me è una distanza anche come dire, una divisione spaziale, perché i giovani con gli anziani non condividono gli stessi spazi, difficilmente si incontrano, quindi volevo chiederti una riflessione su questo tema. Insomma, se hai delle idee su come ci si può avvicinare di più tutti, conoscere meglio. Buonasera a tutti, anche io non conoscevo a te, nonostante siamo in un paese piccolo, però molte volte è proprio questo il problema, che anche essendo giovane, io ho 40 anni in più di te, molte volte ci manca di incontrarci, non tutti riusciamo ad incontrarci, forse perché manca anche un punto d'appoggio, un locale dove andare a incontrarsi tutti quanti, perché non è solo tra 40 anni che ci dobbiamo confrontare,
ma anche tra vecchi, tra anziani, tra giovani, tra bambini. Secondo me questo manca tutto. Si potrebbe fare come addirittura chi c'era più anziano di me sicuramente ricorda gli incontri che c'erano prima. C'erano 50 anni fa, io lo ricordo, 50 anni fa c'erano dei punti dove incontrarsi tutti quanti, e chi giocava a carte, ma avevano il modo di potersi incontrare e di parlare di tutto. Purtroppo dopo 50 anni siamo retrocessi, bisognerebbe reintrodurlo secondo me questa fase. Volevo chiederti, in relazione alla tematica che abbiamo toccato anche con Salvatore, tu sei stato ugualmente presidente dell'Associazione Santo Antino in un momento politico diverso rispetto al 2011. Come ci parli di questa esperienza e come si lega alla tua candidatura oggi? La mia candidatura oggi spero di continuare anche sull'esperienza che c'è stata anche nell'associazione, perché molte volte se uno non entra in un'associazione non capisce tutto quello che c'è dietro, più o meno quello che ha detto Salvatore. Sicuramente ci sono dei problemi, ma tantissimi ce ne sono, ma non sono insormontabili, perché tranquillamente si può fare quello che chiedono e non stanno chiedendo la luna, ci fanno andare tranquillamente, ci fanno tenere l'Ardia, quella che noi stimiamo, e non è solo l'Ardia, come ha detto il Salvatore. L'Ardia intanto per me la vedo sempre al di fuori della politica. Bene, siamo quasi alla fine. Passo la parola adesso a Angelo, perché abbiamo nel nostro gruppo non soltanto persone che hanno appunto esperienza di consiglieri, ma anche appunto un ex sindaco di Sedilo. Quindi con quale intento ti candidi nuovamente ad amministrare il paese, Angelo? Buonasera. Buonasera a tutti. Devo dire che sono particolarmente meravigliato leggendo un articolo sull'Unione di oggi, dove vengo tirato in ballo in modo particolare, virgolettato, dove appunto parrebbe che il sindaco sia particolarmente preoccupato della mia presenza nella lista. Se questa preoccupazione, direi, è anche la vostra, scusatemi e perdonatemi se ho usato tanto, presentandomi appunto al vostro cospetto, per essere appunto candidato in una lista di giovani e di meno giovani che hanno voglia di amministrare il paese. Il giornale riportava che la nostra sarebbe una lista plasticamente costruita. Sono andato a vedere il significato di plasticamente costruito. Per la verità significa anche bello, significa plasmabile, cioè tutte quelle che invece sono le cose che anzi dovrebbe essere una lista. Io invece dico che la lista, oltre a non essere praticamente costruito, se volete lo è democraticamente costruita. Democraticamente costruita dove, tra l'altro, io farei parte di una delle 3 componenti, non so quali siano le altre 2, di una lista contro e non per. Io direi che il sindaco uscente non si deve preoccupare della mia presenza in lista, ma della nostra forza, della stima che la gente si manifesta quotidianamente, passando in questi giorni nelle nostre case, nelle loro case, scusate, ricordando
a me, tante volte a Gianni insieme, le tante cose realizzate durante il mio mandato. Non fa parte del nostro pensare l'essere contro qualcuno, contro qualcosa, così a prioristicamente. In democrazia si vince e si perde, ma nel rispetto reciproco, dove inevitabilmente, se uno partecipa a una contesa, inevitabilmente si è contro, ma si è contro democraticamente. Termino qui, se volete, un po' di polemica, ma ripeto, ho fatto l'amministratore comunale prima in minoranza, all'opposizione, poi da sindaco e poi nuovamente all'opposizione. L'ho fatto su richiesta in particolar modo da parte di Gianni, ma anche da parte di tanti cittadini che mi hanno, diciamo così, sollecitato, da molti amici, e ho riflettuto a lungo prima di partecipare, perché so quanto sia importante l'impegno, quanto sia importante il mandato di amministratore. Mi ha fortemente spinto l'entusiasmo che ho visto in Gianni e di tutti gli altri componenti della lista, giovani e meno giovani. Devo dire che ho visto un manifestare di tutti una forte passione politica, cosa che ultimamente si sta perdendo. Io credo che per realizzare il programma occorra, appunto, ripeto, un forte impegno da parte di tutti, dedizione, sacrificio. Bisogna dialogare con la gente. Contribuirò in modo particolare ancora insieme agli altri, ai consiglieri comunali, alle associazioni, agli enti, contribuiremo noi, non voglio essere io l'unico a farlo, sapendo che tutti quanti siamo in questa direzione, a trovare soluzioni condivise, adeguate per il singolo quando possibile e anche per la collettività. Ne parlavano gli altri, la trasparenza amministrativa sarà la nostra stella polare, cercheremo di portare all'attenzione, di far uscire le cose, tutte possibilmente le cose dalla casa comunale, e io dico che l'esperienza da sindaco mi ha insegnato tante cose, ma soprattutto mi ha insegnato tante cose l'esperienza fatta in minoranza. Speriamo di non doverla fare ancora, penso che non la faremo, da ciò che si sente dovrebbe essere così, per cui sosteneteci, abbiate la forza di sostenere il cambiamento. Certo, io non sarei qua per il cambiamento, ma contribuirò almeno per quanto mi riguarda, dalla mia esperienza, a stimolare soprattutto i più giovani, perché hanno appunto una grande voglia di fare. Grazie.
sindaco Gianni Meloni, già assessore nella giunta Puzzolo, capogruppo di minoranza con la giunta Cocco, impiegato nell'Agris, che è l'ente della Regione Sardegna per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo. Prego Gianni e grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie Francesca, buonasera e benvenuti a tutti. Desidero prima di tutto ringraziarvi per essere intervenuti numerosi alla presentazione della nostra lista. Se me lo consenti Francesca, voglio anche fare dei piccolissimi ringraziamenti individuali, oltre a quello generale a chi è venuto ad ascoltarci, ripeto, con questa numerosità che non è certo tipica della nostra epoca, nella quale c'è una disaffezione per la vita pubblica, non certo per colpa dei cittadini, ma per responsabilità esclusiva di chi governa e amministra. I ringraziamenti individuali che voglio fare sono due. Il primo è per te, e chiedo anche un applauso per Francesca. Perché mi sembra che sia una bellissima immagine quella di riscontrare che un dibattito al quale partecipano tantissime persone è coordinato con questa disinvoltura di una ragazza molto giovane, veramente una bella immagine. Mi hai preceduto nel ringraziare Sarapu, grazie e complimenti Giuseppe, i tuoi video che sono fantastici, ci ricordano una volta di più che viviamo in un paese bellissimo. Benissimo, ed entriamo nel vivo della discussione. Ormai manca pochissimo al 12 giugno, credo soltanto 16 giorni, giusto Salvatore? 16 giorni. Sono sicuro che arriverete a questo appuntamento convinti e determinati. È un appuntamento importante, le elezioni per la designazione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale sono le più importanti che possano ottenersi in una comunità. Voi avrete due possibilità. La prima possibilità, lo vedete nel facsimile della scheda elettorale ora proiettato a video, la prima possibilità è quella di rinnovare la fiducia al sindaco e agli amministratori uscenti. La seconda possibilità che vi si offre è quella di votare la lista numero 2. Come si vota la lista numero 2? Si vota la lista numero 2 che si chiama prospettiva comune, tracciando una croce nel simbolo al cui interno è riportata la scritta prospettiva comune, torno a ripeterlo. Questo gesto, questo voto serve per indicare me come candidato sindaco, ma avete anche un'altra possibilità che potete e che io vi chiedo di esercitare, quella di esprimere una preferenza per uno dei candidati consiglieri, una sola se ne può esprimere. Bisogna scrivere il nome e il cognome di uno dei 12 candidati consiglieri che sono seduti attorno a me e che oggi avete incontrato e sentito nell'apposita riga. Ripeto, nome e cognome di un solo candidato consigliere. Benissimo, perché noi vi chiediamo la fiducia? Perché vi chiediamo di interrompere il mandato di questa amministrazione e di decidere per il cambiamento? Iniziamo dal processo che ha originato la nostra lista. Non è iniziato poche settimane fa, neppure pochi mesi fa. Il processo di formazione della lista prospettiva comune non ha preso l'avvio neppure nel 2022, ha preso l'avvio nel 2021, perché per fare le cose bene occorre del tempo. È un processo che è iniziato con l'individuazione del candidato sindaco e torno a ringraziare per la fiducia che mi è stata dimostrata dalle persone che avanzarono quella proposta. Dopo l'individuazione del candidato sindaco si iniziò con l'inserimento nel gruppo dei 2 consiglieri giovani di opposizione. Da quel momento un gruppo di 3 persone dall'interno, individuando dei profili ideali di candidati, rifletteteci, vi chiedo la cortesia di riflettere su questi profili. Un sindaco con la schiena dritta, un segretario comunale, un avvocato, un consulente del lavoro, una insegnante, una laureata che parla 3 lingue, un allevatore molto
rappresentativo persone che hanno fatto importanti esperienze nel mondo dell'associazionismo locale, le più importanti che si possano fare, persone che sanno rappresentare bene il mondo dell'artigianato e del commercio, persone che hanno una grandissima capacità di rapportarsi bene dall'interno, partendo dall'individuazione ideale dei profili, è nata la lista. Abbiamo costruito la lista dall'interno con il meccanismo, scusatemi se lo ripeto perché tra di noi l'ho detto qualche volta ma ci tengo a sottolinearlo, con il meccanismo della compagine che genera se stessa autonomamente, accettando i suggerimenti e i consigli che con grande riservatezza e con grande delicatezza sono giunti dall'esterno senza mai pretese di arbitrio. Mi direte che sto dicendo qualcosa di banale, che tutte le liste nascono così. No, non tutte le liste nascono così, ve lo garantisco. Non funziona sempre così, non funziona dappertutto così. Da noi le cose sono andate così. Tutti i componenti della lista hanno accettato di candidarsi con entusiasmo. Su quanto vogliamo fare noi in merito alla partecipazione è stato già chiaro Pietro Caria, perché ne abbiamo parlato. Ampie deleghe agli assessori, deleghe anche ai consiglieri, costituzione di gruppi di lavoro a partire dai consiglieri non eletti per le preferenze, per proseguire con l'inserimento in questi gruppi di altri cittadini che hanno passione politica, che hanno tempo da dedicare, che hanno esperienza nelle associazioni, che hanno sensibilità e attenzione, perché solo organizzando bene il lavoro e coinvolgendo le persone si possono ottenere risultati. Attenzione, non è vero che la gente non vuole partecipare mai alla vita pubblica, voi stasera lo avete dimostrato intervenendo numerosi. Se la comunità non partecipa alla vita pubblica, la colpa è di chi non ha saputo coinvolgere le persone. Io lo dico oggi, e fra 5 anni, se noi non raggiungeremo questo obiettivo, la colpa sarà nostra e sarà soprattutto mia, perché io sono sicuro che le persone partecipano se hanno un ruolo, se si sentono parte di un progetto. Ritengo come Angelo che la vittoria alle elezioni del 12 giugno sia alla nostra portata. Sono ottimista, non vorrei essere frainteso. Non affermo che la partita è già vinta. Grazie. Vi invitiamo quindi a fare le domande, quante volete, anzi siamo contenti di rispondere. Ho chiesto la parola per accendere una lampadina. Allora, la lampadina è un faretto, diciamo, su un argomento che mi preme molto, che abbiamo avuto già modo di discutere, sulle nuove tecnologie e sul digitale. Perché Sedilo è indietro, molto indietro. Innanzitutto per quanto riguarda la connessione. La connessione, c'è un pezzo di paese che non ha la connessione banda larga, non ha la famosa fibra, che in realtà fibra non è, però comunque che garantisce un servizio che, ad esempio, per chi lo usa per lavoro è fondamentale. C'è Savarte de Saviera, ad esempio, una parte di Saviera che non ha la connessione in fibra banda larga. Poi, ad esempio, il museo del territorio, che viene aperto molto poco. Alla fine cosa succede? Si apre, si vedono quei mobili vecchi, impolverati. Una cosa che si potrebbe fare potrebbe essere quello, sempre utilizzando le nuove tecnologie, di creare un'esperienza immersiva che permette, visitando il museo, oltre a vedere quei tesori che tiene al suo interno, anche dare ai visitatori un'esperienza immersiva per vedere, ad esempio, una ricostruzione tridimensionale di come era originariamente il nuraghe di Loio, il parco completo di Loio. Attenzione alle nuove tecnologie, quindi non dimenticatevi che esistono, che siamo molto indietro, anche se un tempo Sedilo era all'avanguardia, perché vorrei ricordare che
nella giunta, nell'amministrazione di Umberto Coco, piccolo paese di Sedilo, grazie all'esperienza che ho fatto anch'io con dei miei amici, con l'azienda di Nordaia, avevamo tirato su un servizio molto innovativo che era stato preso dall'Agit come esempio. Scusa Francesca, in 30 secondi soltanto rispondo in maniera lapidaria a Giuseppe, ricordando che il programma che sta già circolando nelle vostre case o circolerà presto è ovviamente una sintesi di quello che intendiamo fare. Tutte queste cose interessantissime che hai sottolineato, diciamo che sono riassunte quando si accenna al divario digitale. Io sul Museo del Territorio concordo. Andare in un museo per leggere dei pannelli non è particolarmente attrattivo per il visitatore. Io ho visitato con la famiglia un bellissimo museo a Comacchio. Hanno fatto un museo con i reperti rinvenuti in una nave romana naufragata e hanno fatto quello che dicevi tu, pannelli parlanti. Io passo ma non voglio leggere, perché leggere è faticoso, voglio ascoltare. Ecco perché la gente guarda più il televisore di quanto legge i giornali. Premo un tasto e ascolto una voce di una persona che conosce edizione, che non stanca e mi racconta quell'argomento che ho scelto attirato dalle immagini. Non aggiungo altro, non so se qualcuno di voi, Emanuela, che è più competente di me in questo campo, sì. Prego Emanuela. Ti ringrazio Giuseppe per la domanda. Volevo precisare che l'idea di Giuseppe era già stata affrontata, appunto si era già ritenuto molto importante la collaborazione del comune con le associazioni ma anche le eventuali attività private, quindi che stimolassero la creazione di nuove imprese anche nel settore digitale, nella cura del museo, quindi formando e stimolando i giovani a aprire nuove attività, creare nuove attività anche sulle nuove tecnologie, nuovi strumenti economici, non solo sull'agricoltura, sulle attività tradizionali, ma appunto stimolando i giovani nel creare nuove idee di impresa. E il comune da parte sua può dare un contributo nella formazione e anche nel ricercare i finanziamenti giusti, supportare i giovani dando a disposizione le strutture pubbliche, perché sono di tutti, creando le sinergie giuste per abbinare le strutture pubbliche con le attività private e allo stesso tempo generare un circolo economico all'interno del paese. Bene, grazie. Vi invitiamo adesso a trattenervi, a rimanere per mangiare qualche cosa e bere qualche cosa con noi. Grazie a tutti.